Un cerchio che si chiude, quello di Prato della Valle, Ellisse, simbolo della cultura e cuore pulsante della città, elemento costitutivo dell'identità padovana, destinatario di un progetto strategico raggiunto dal sesto stralcio di interventi. Quindi chiudiamo il cerchio e chiudiamo in bellezza restaurando non solo tutte le statue del Prato, ma anche i due giganti, Dante e Giotto, le due statue che sono sotto la loggia Amulia. Direi che nell'anno dantesco e nell'anno del conseguimento del patrimonio UNESCO dell'umanità per i cicli pittorici del Trecento, direi che il cerchio si chiude molto bene. 9 statue numerate, più Giotto e Dante, 4 obelischi, 15 elementi che si apprestano al restyling per un investimento complessivo di 196.400 euro, coperti grazie al mecenatismo di 3 aziende del territorio che hanno coperto la cifra usufruendo dell'Art Bonus. Per stilare le tappe del progetto esecutivo sono stati presi in considerazione i dati storici sugli interventi già effettuati ed è stata effettuata una campagna preliminare di indagini fisico-chimiche di controllo, passaggi necessari per avere garanzia di successo nel restauro e di durata nel tempo. Prima di iniziare un intervento di restauro facciamo tutta una campagna di indagini. Successivamente vengono testati i prodotti direttamente sulla pietra, si aspetta di vedere qual è la reazione e alla fine di tutto il procedimento di restauro, che è abbastanza complesso perché comporta sia la pulizia e anche il consolidamento dei degradi superficiali, facciamo un'ulteriore campagna di indagini per capire come reagiscono questi prodotti restauro sulla pietra.